Da quest'anno nel novero dei settori giovanili più importanti nel panorama dilettantistico siciliano. Una conquista per il Real Catania guadagnata sul campo, frutto di una trionfante cavalcata lo scorso anno nella categoria Under 17, ma figlia di altrettanta caparbietà anche nel mondo dei più piccoli, laddove la famiglia bianco-nero-verde ha mosso i primi passi nel settembre del 2012. Si dice che fu la curiosità, almeno inizialmente, l'amica consigliera del presidente Massimo Ruisi, pungolato da una viscerale passione per il mondo del calcio e accompagnato dalla moglie Laura nel processo di formazione e nel consolidamento della macchina organizzativa. Da lì a breve il Real Catania diventerà sempre più ambizioso, gettando le basi per una scuola calcio che getterà radici solide ai campi play a soccer. I risultati non tardano ad arrivare, cresce l'entusiasmo attorno al mondo Real Catania che prende corpo dai piccoli amici sino agli allievi. Proprio il quadriennio del settore giovanile riserverà per ben 6 volte la partecipazione ai playoff, 3 volte con la categoria giovanissimi e altrettante nel biennio allievi, laddove il Real Catania saprà riscattare a distanza di un anno l'amarezza di una finale perduta contro la Team Sport con la leva 2002. Un'escalation senza soluzione di continuità per il Real Catania, costretto a giocarsi le proprie carte nei match tra maggio e giugno del 2019. Emozioni al cardiopalme particolarmente contrastanti quel 29 maggio, con il Real Catania presente al buono aiuto somma di Mascalucia sia con i giovanissimi sia con gli allievi, giunti alle battute delle finali provinciali. Ai neroverdi, prevalsi di misura contro lo Junior Catania per 1-0, andrà il titolo nella categoria Regina, a suggello di un'annata super. Ai 2004, allora guidati da Salvo Taormina, la delusione della sconfitta, patita per mano di un cinico e mortifero Real Trinacria. Se per i giovanissimi appaiono titoli di coda, non è lo stesso per gli allievi, guidati da mister Michele Cassise e mister Gianluca Serafino, che si ritrovano nel corso di un afoso giugno a dover fronteggiare l'ultimo ostacolo al meglio di una doppia sfida. I neroverdi risolvono la pratica al ritiro imponendosi al Despar Stadium con un secco 2-0, replicando il successo dell'andata al Seminario di Catania con un perentorio 9-0 che proclama il Real Catania vincitrice interprovinciale e promossa ai regionali. Leader silenzioso ma mattatore cecchino, sottoporta il 2003 Matteo Fichera, protagonista a suon di gol nei 2 anni in neroverde, gratificato dal passaggio alla Sicula Leonzio. Un doppio salto di categoria che non intimorisce per nulla il talento etneo, che si ritrova con 8 gol all'attivo tra i bomber più prolifici del girone e del campionato Under 17 nazionale, a dispetto di un infortunio al ginocchio che lo costringe lontano dal rettangolo di gioco per tutto il girone di ritorno. Non solo Fichera tra i calciatori che vanno a militare stabilmente nel gota professionistico. Tra i 2000 a distinguersi è il centrocampista Sidibe Abubakar, acquistato dalla Sicula Leonzio in prestito lo scorso anno in Serie D alla Cireale, quest'anno al Marina di Ragusa, che lo impiega stabilmente poco prima che il coronavirus difatti cali il sipario sulla stagione. Una stagione molto importante per il consolidamento del movimento giovanile neroverde. I 2003, guidati a inizio stagione da mister Angelo Faro, avvicendato al timone da Marco Costa, cullano per molti mesi il sogno dei playoff, stabilmente nella colonna di sinistra della classifica. Il quinto posto, a prescindere dal piazzamento conclusivo, può ritenersi un ottimo punto di partenza, considerato il buon numero di 2004 impiegati in pianta stabile. Proprio gli Under 16 di Luigi Aiello, impegnati nel campionato regionale sperimentale, alternano ottime prestazioni e risultati balbettanti. Il finale di stagione, stoppato a 3 turni dalla conclusione, avrebbe potuto regalare grandi soddisfazioni anche sotto il profilo della classifica, con un terzo posto nel mirino, che passerebbe in secondo piano in vista di una crescita e di una ripartenza senz'altro rosea per un'annata, che la prossima stagione rappresenterà il Real Catania nella sua categoria regina. Chiudono i 2005 di Rosario Sciuto impegnati nel girone B del campionato provinciale. Stagione costellata da alcune criticità legate all'organico, che tuttavia vengono risolte nel corso della stagione. Al momento della sospensione il Real Catania era sesto con il proprio bomber, Carlo Ronzisvalle, autore di ben 25 gol, tra i più prolifici a carattere provinciale. Ciliegina sulla torta, la qualifica scuola calcio d'elite per la stagione 2019-2020, importante traguardo ottenuto per la prima volta e che qualifica i neroverdi etnei tra i settori giovanili più importanti della provincia etnea e ulteriore sprone per continuare a perseguire i talenti di domani in un'ottica di valorizzazione e crescita del proprio vivaio.